Soprattutto polemiche legate alla scelta del governatore del Veneto Luca Zaia di sostituire, secondo qualche testimone, il Valpensiero, l'inno italiano con il Valpensiero. Lui nega di aver chiesto che non fosse suonato l'inno di Mameli in sua presenza, il suo portavoce si assume la responsabilità di quanto accaduto, la polemica su uno dei simboli dell'unità nazionale però non si ferma e divide il centrodestra. Il nostro inviato a Treviso Gianfranco Gatto per le ultime. Gianfranco. Sì, buongiorno a voi, l'abbiamo sentito poco fa, questa sera per l'Italia ci sarà la prima partita di questo mondiale e a tifare la formazione azzurra ci sarà anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, come dicevi, al centro in queste ore di una polemica perché, stando a quanto riportato da un quotidiano locale, avrebbe fatto togliere dalla scaletta della cerimonia inaugurale di una scuola elementare in provincia di Treviso l'inno di Mameli, facendolo invece sostituire con il Valpensiero. Ai microfoni di Sky TG24 Zaia assicura notizie inventate, si tratta di un equivoco, ascoltiamolo. Presidente Zaia, da cosa nasce questo equivoco, come lei l'ha definito? Semplicemente dal fatto che un giornale locale ha riportato con pieno titolo in prima pagina Zaia vieta l'inno di Mameli. Non è accaduto assolutamente questo, poi ovviamente la notizia è stata ribattuta dalle agenzie e tutti hanno commentato una notizia falsa. Ma cronologicamente come si sono svolti i fatti? L'inno di Mameli è stato suonato, non è stato suonato, il Valpensiero è stato suonato prima o dopo? Ringrazio Sky per questa opportunità che mi dà di chiarire questo. Innanzitutto saranno due cori, uno di bambini e uno di persone adulte, messi fra l'altro in un piazzale nella parte all'ombra. Di mezzo c'era il palco e dopo la zona dell'inaugurazione, quindi un po' distante dai cori. Sono stati cantati il Valpensiero, è stato cantato l'inno di Mameli durante il taglio del nastro e anche altre canzoni, tutto in maniera molto regolare. Del resto comunque voglio anche precisare che io non mi occupo dell'inaugurazione degli altri. Queste dunque le abbiamo ascoltate, le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Da Treviso è tutto e vi restituisco la linea a voi.